Bene, allora adesso entriamo nel parcheggio sotterraneo di via Cardinale della Costa, quello che si trova vicino al Tribunale sotto piazza Falcone Borsellino, così facciamo un sopralluogo per vedere le condizioni di questo parcheggio. Adesso questo è il bagno che si trova al primo livello del parcheggio, vediamo già qui le condizioni in cui si trova, oltre alle scritte vediamo i danneggiamenti. Del parcheggio che si trova sotto piazza Falcone Borsellino. Credo che i commenti da fare siano superflui. Le immagini che state vedendo dimostrano da solo l'incuria da parte dell'amministrazione verso il decoro di questo parcheggio. Qua siamo in un'altra stanza del parcheggio, dovrebbe essere chiusa questa porta, quella è l'altro. Chiunque può entrare. Non si lascia un lavoro a metà. In questi ultimi anni è stato fatto insieme un lavoro importante. Per guidare una macchina complessa come quella del Comune di Schio bisogna conoscerla perfettamente. Solidarietà, sicurezza.